Spadoni. Vi presento le mie creazioni. Nascono dall'amore che provo per l'artigianato. L'artigianato inteso come forma d'arte, come opera che si può toccare con mano. E ho studiato all'Istituto Marangoni affinché tutto questo mio amore, che nasce fin da bambina, potesse concretizzarsi in un lavoro. Ho fatto vari corsi di intreccio dopo i miei studi affinché io potessi formare e rendere reale tutto quello che io volevo trasmettere agli artigiani. Nel 2014 fondo il mio brand. Inizio a realizzare le borse di paglia come concetto innovativo. Il mio panier, così come la borsa di paglia, è reinterpretato in chiave moderna. Tutti i miei prodotti vengono realizzati in Sicilia. Oggi trovare chi intreccia e chi produce è veramente difficile, però quest'arte ancora può continuare. Le borse di paglia vengono realizzate con la palma nana, un prodotto che ancora nel trapanese viene coltivato e raccolto. Invece per quanto riguarda il panier viene raccolta la canna di bambù e poi intrecciata col midollino. Per intrecciare sia la palma nana che il bambù bisogna immergere nelle vasche affinché il prodotto sia malleabile per essere lavorato ed avere questo risultato. Quando i prodotti sono pronti, finalmente intervengo io, utilizzando tutti i materiali che ricerco nelle varie fiere del settore a cui partecipo. Qui siamo nel mio atelier dove i miei accessori vengono rifiniti. Per quanto riguarda il panier, prendo la misura, il sacchettino interno viene rifinito prima a macchina, poi cucito a mano. Per quanto riguarda invece la coffa, in questo caso, come vedete, è interpretata da me in chiave molto moderna. Vi è una tracolla amovibile, le parti in pelle vengono da me tagliate, rivettata e realizzo internamente un sacchetto anch'esso amovibile. Le mie creazioni vengono realizzate tutte su ordinazioni, pertanto lavoro tantissimo con le personalizzazioni. I miei clienti mi chiedono di avere le iniziali piuttosto che un tessuto, un chams da appendere, tutto può essere realizzato secondo le loro esigenze.